La telefonata di una donna di 36 anni, disperata, è arrivata nella tarda serata di martedì al 112. In lacrime ai carabinieri la donna ha raccontato che il marito era rientrato in casa ubriaco e poi, dopo una lite per motivi banali, aveva preso un cavo elettrico usandolo come frusta per picchiarla davanti ai suoi 3 figli, tutti minorenni. I militari si sono subito recati nella casa della vittima, che ai carabinieri ha raccontato una storia di violenze e minacce, con tanto di coltello in mano e un ti ammazzo ripetuto. Per tutelare la donna e i figli è scattata per l'uomo, un 43enne di origine albanese residente ad Abano Terme, la misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Nel solo 2024, in provincia di Padova, i carabinieri hanno arrestato 24 persone, 160 le denunce, 20 le misure cautelari per reati puniti dal cosiddetto Codice Rosso.